ora in onda Potere al Popolo. Pittore, ti voglio parlare mentre dipingi un altare. Io sono un povero negro ed una cosa ti prego. Pur se la Vergine è bianca, fammi un angelo negro. Tutti i bimbi vanno in cielo, anche se son solo negri. Lo so, dipingi come perché disprezzi il mio coro. Se vede bimbi negri, il Dio sorride a loro. Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo e so che tiene d'accanto. Qui Parlamento. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ben ritrovati. Antonino Danna al microfono con voi per questo speciale Zoom, il drive time in mezzo a Potere al Popolo, perché il nostro Semmi oggi non c'è, lo ritroverete domani. Partiamo subito con il Qui Parlamento. Io do il mio benvenuto e ben trovato all'onorevole Gianangelo Boff. Buongiorno onorevole, ben trovato. Antonino, sono Simone Caduto, l'onorevole. Va bene, lo allora- richiamo. Sì, non ti preoccupare, il bello è la diretta. Vi ricordo intanto 340-670-9659 se volete essere dei nostri via Zappa o WhatsApp. Siamo un po' serrati oggi con i tempi perché chiudiamo alle 11:30, c'è la Lega Liguria. Noi manderemo poi in onda il faccia a faccia con Belu Simeon Fainaru, che è un artista israelo-rumeno, sta esponendo alla Biennale di Venezia e naturalmente avremo modo di parlare con lui del boicottaggio che ha rischiato e che ha subito, ma adesso dovremmo avere di nuovo al telefono l'onorevole Boff. Buongiorno onorevole, ben trovato. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, com'è andata questa dichiarazione di voto a proposito del DL sicurezza? Siamo qua proprio adesso che stiamo votando gli ordini del giorno e stiamo andando avanti a ritmi serrati nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni per arrivare ad approvare questo decreto sicurezza. Ahimè, sicurezza che abbiamo capito non è molto gradita a una certa parte di sinistra che preferirebbe avere un paese dove arrivano più migranti possibile, dove ci troviamo gente a bighellonare per le strade, dove la gente di maranza possono girare con i coltelli e la sicurezza dei cittadini diventa solo un di cui per loro. Per noi invece la sicurezza è importante. La sicurezza è un presidio di democrazia. Se non c'è sicurezza, non c'è democrazia, non c'è libertà. La libertà e la sicurezza e la democrazia ci sono solo se riusciamo a garantire la sicurezza. Onorevole, ma perché in questo paese c'è una parte politica che tifa per i Maranza? Lei è mai riuscito a darsi una spiegazione? Io no. Ma diciamo che ho profuso un po' di sforzi, poi francamente ci ho rinunciato. Sicuramente vi è una cosa da dire, che c'è una certa parte che poi diventa anche un bacino elettorale. Se gli italiani non ti votano più, ovviamente strizzi l'occhio a chi arriva da altri lidi, da altre parti, che prima o poi comincia a votare, che non si sa bene cosa venga a fare nel nostro paese, però poi alla fin fine magari vanno alla festa dell'unità e votano una certa parte politica, soprattutto se ricevono anche il reddito di cittadinanza. Beh certo, senatore, senta,
Si è parlato di aborto costituzionale, bene l'intervento del Presidente della Repubblica. A me sembra molto una tempesta nel bicchiere d'acqua, la classica tempesta. Ma no, l'ho chiarito anche ieri in aula. Cioè noi oggi diamo gratuito patrocinio al migrante che decide di fare ricorso per rimanere nel nostro paese nonostante abbia un decreto di espulsione. Se però un migrante decide liberamente che vuole tornare a casa propria, se noi diamo, perché questo decreto prevede fondamentalmente che venga dato un incentivo, un contributo di 615 euro per l'espletamento delle pratiche burocratiche al migrante che decide liberamente di tornare a casa propria. Apriti cielo, cioè se dai i soldi, il gratuito patrocinio, tra l'altro fino a prima di questo decreto, senza neanche la verifica del reddito, perché ad oggi noi con questo decreto introduciamo il fatto che il gratuito patrocinio, così come per gli italiani, se devi dimostrare di avere un problema reddituale, altrimenti non ce l'hai. Questo adesso vale anche per gli stranieri, fino a ieri non valeva, non dovevano dimostrare i redditi. Se noi diciamo ti aiutiamo se vuoi fare il ricorso avverso al decreto di espulsione, ma se però decidi di tornare a casa tua liberamente, noi non ti diamo un aiuto nell'espletamento delle pratiche burocratiche che servono per farti tornare a casa tua. Voi capite che il fatto che la minoranza si inalberi su un provvedimento di questo tipo è la chiara intenzione per loro di non far tornare a casa neanche quelli che vogliono tornare a casa liberamente. È evidente che l'idea sia quella, magari costruirsi un bacino elettorale. Francamente non so fino a che punto si possa parlare di democrazia. Però se questa è la china, se questa è la deriva, vuol dire che stiamo vendendo il futuro, dobbiamo guardare in faccia i nostri figli, stiamo svendendo la loro identità, il loro paese, stiamo svendendo la storia delle tante persone che sono morte per questo paese. Decisamente. Onorevole, mi scusi. Onorevole, allora io la voglio ringraziare del suo tempo e è pronto per il discorso. Quanto manca? Ma noi adesso dobbiamo finire tutta la votazione degli ordini del giorno e poi ci sarà la lunga fase ostruzionistica che ci porterà fino a domani da parte delle opposizioni e domani andremo a concludere questo provvedimento che vuole semplicemente dare maggiore sicurezza agli italiani. Pene più severe, non c'è motivo per cui uno debba girare con i coltelli per le nostre città, quindi chi addirittura hanno difeso perché i raccoglitori di funghi, i cacciatori, gliel'ho precisato ieri in aula, cioè nelle nostre città, nelle nostre stazioni, nei nostri autobus non c'è nessuno che va a caccia a funghi o ha necessità di portarsi un coltello. Se uno va in giro con un coltello deve essere punito, non c'è motivo per girare con un coltello nei nostri centri abitati, nelle nostre città. Né men che meno uno non ha motivo di non fermarsi, se la polizia ti intima l'altro, tu ti devi fermare. Non è che decidi liberamente se fermarti o andartene, perché se non ti fermi vuol dire che o hai qualcosa da nascondere o qualche reato l'hai commesso. Anche qui inaspiriamo le pene, quindi stiamo andando incontro a quelle che sono le grida di aiuto che ci mandano i cittadini, perché ahimè è vero che facciamo sempre nuove norme, ma è altresì vero che il mondo attorno a noi cambia, le persone criminali soprattutto ci ingegnano sempre di più e ci vogliono norme sempre più severe per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Pienamente d'accordo. Allora, buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Buon lavoro anche a voi e grazie per il grande lavoro che fate, perché informare la gente, informare liberamente la gente è una delle missioni più importanti oggi. Grazie onorevole, siamo qua per questo. Buon lavoro. Qui Parlamento. Benissimo, allora io ringrazio l'onorevole Gianangelo Boff e adesso vi presento il nostro ospite. Il nostro ospite, avete sentito il disco start che era Fausto Leali con Angeli Neri del 1968 e Bellu Simeon Fainaru, che è un artista, fa base ad Haifa, lui è di origini rumene ma è israeliano ed espone una bellissima opera in quel
della Biennale di Venezia. Segnatamente lo trovate all'Arsenale e a maggior ragione andatelo a visitare. La sua installazione si chiama Rose of Nothingness, è un dialogo silenzioso tra la mistica ebraica, la poesia di Paul Celan e il tema di questa edizione che è minor keys, cioè tono minore. Io ho parlato con lui anche di boicottaggio. L'intervista è in inglese, io la tradurrò in italiano. Siccome tra l'altro il tempo è poco, la prima parte sarà ovviamente in inglese, le domande e le risposte e la lettura della traduzione in italiano, dopodiché io vi leggerò il resto della traduzione in italiano perché purtroppo il tempo è tiranno. Mi scuso con l'intervistato, ma ahimè l'orologio ci corre appresso. Vai pure Simone, grazie. My guest is Mr. Belu Simeon Fanaru. He is from Bucharest, where he was born in 1959, and he is based in Haifa, Israel, because he is an Israeli artist. And right now he's presenting Rose of Nothingness in the Arsenale at the Biennale in Venezia. It's a kind of silent dialogue between Jewish mystique, Paul Celan poetry, and the theme, the leitmotiv of this mostra, which is in minor keys. First of all, thanks for your time and attention. By the way, is it difficult to be an Israeli artist at the Biennale in Venezia right now? Unfortunately, yes, because I can say I took part also before in 2019 at the Romanian pavilion, because as you said, I was born in Romania, but also I was presented as Romanian Israeli artist. And I can say 7 years ago, it's much more easier. And now, unfortunately, it's a lot of opponents, especially you mentioned Arsenale, and I was very, very surprised that the curators from the Arsenale of minor case, they signed that, my participation will not take part. And this surprised me a lot because it's totally opposing the idea of the minor case, that it's an inclusive exhibition. It's about humanity, and it's about everybody has the right to create, in a human relation and human scale. And such kind of thing, I think, should not be in the art field, because the art field, it's really maybe the only space where people can express themselves freely. And I see themselves beyond my nationality as an artist, that I can show and express my ideas. And I can say this time it's not so easy. Allora, il mio ospite è il signor Belu Simeon Fanaru, originario di Bucarest, dove è nato nel 1959, vive ad Haifa, Israele, perché è un artista israeliano. Al momento sta presentando Rose of Nothingness all'Arsenale della Biennale a Venezia. È una sorta di dialogo silenzioso tra mistica ebraica, poesia di Paul Celan e il tema, il filo conduttore di questa mostra, che è in minor keys. Grazie per il tempo e l'attenzione. A proposito, è difficile essere un artista israeliano alla Biennale di Venezia in questo momento? Ecco la risposta. Purtroppo sì, perché posso dire di aver partecipato anche in passato, nel 19, al padiglione rumeno, perché come ha detto sono nato in Romania, ma venivo anche presentato come artista rumeno-israeliano e posso dire che 7 anni fa era molto più facile. Ora purtroppo ci sono molti oppositori, in particolare lei ha menzionato l'Arsenale, e sono rimasto molto sorpreso dal fatto che i curatori dell'Arsenale, della manifestazione del tema Minor Keys, abbiano deciso che la mia partecipazione non fosse permessa. Questo mi ha sorpreso molto, perché è totalmente in contrasto con l'idea delle Minor Keys, una mostra inclusiva che parla di umanità e del diritto di tutti a creare una relazione umana e su scala umana. Su questo genere di cose penso non dovrebbe esserci spazio nel campo dell'arte,
perché il campo dell'arte è forse davvero l'unico spazio in cui le persone si possono esprimere liberamente, e io mi vedo al di là della mia nazionalità come artista, dove posso mostrare ed esprimere le mie idee, e posso dire che questa volta così non è facile. Avanti. So you say, I don't have to be judged for the flag I bear on top of my passport, but I have to be judged for the ideas I express with my artworks. Am I right? Yes, you are right, because I think any artist, they don't represent countries. Also, Biennale of Venice, it's a very old organization. It's more than 100 years ago, and, countries will show, their culture. Now we live in a global time, and beyond this, artists, it's the dimension of individualism in our life. And I can say I cannot represent Israel, or Italian artists cannot represent Italy, as a country, but it can represent a voice from the Italian culture. Like I can say I can be a voice of the Jewish Israeli culture, but I don't represent, politics. And what's surprising, that the Biennale of Venice becomes a field of politics and politics fights and of exclusion. And this cannot be, and I think my participation, it should be the voice of inclusion, that everybody has a right to create, to express himself in a free space, and to be really a part of the global humanity. And I think it's very important that this time also people are against participation, my participation, I can say. In the case that I take part, I show that we have the right to be together, to communicate, to keep a dialogue. And it's very important that in art we should keep dialogue and will not become a political field. Sure. Ecco, a questo punto io gli ho detto, quindi lei dice un artista non deve essere giudicato per la bandiera che porta sul passaporto, ma per le idee che esprime con le sue opere. Ho ragione? Dice sì, lei ha ragione, perché penso che nessun artista rappresenti un paese. Inoltre la Biennale di Venezia è un'organizzazione molto antica, sono passati più di 100 anni, si sa, i paesi mostrano qui la loro cultura. Oggi viviamo in un'epoca globale, al di là di questo, per gli artisti c'è la dimensione dell'individualismo nella nostra vita. E posso dire che non posso rappresentare Israele, o che gli artisti italiani non possono rappresentare l'Italia, sa, come paese, ma possono rappresentare una voce della cultura italiana. Posso dire di essere una voce della cultura ebraico-israeliana, ma non rappresento la sua politica. Ciò che sorprende è che la Biennale di Venezia diventi un campo di battaglia politico, di lotte di esclusione. E questo non può accadere. Credo che la mia partecipazione dovrebbe essere una voce di inclusione, che tutti abbiano il diritto di creare, di esprimersi in uno spazio libero. Sapete, essere veramente parte dell'umanità globale. Penso sia molto importante che anche stavolta le persone contrarie alla mia partecipazione possano dirlo. Nel caso in cui io partecipi, però, dimostro che abbiamo il diritto di stare insieme, di comunicare, di mantenere il dialogo. Ed è molto importante che nell'arte si mantenga il dialogo e non diventi un campo politico. A questo punto io ho chiesto, secondo lei, perché c'è questa confusione tra essere un artista e quindi un'espressione, una voce, una cultura di un paese e l'aspetto politico della questione, l'aspetto politico della storia? Lei è stato confuso non come artista, è stato inteso come una specie di pedina del governo israeliano. Perché è successo questo? Risposta: non so se si tratti di confusione. Penso che forse sia facile passare dal campo dell'arte come artista al ruolo di rappresentante dei governi. Ripeto, quando rappresentavo la Romania come persona israeliana, rumena ebrea, non rappresentavo il governo rumeno. Lo stesso vale per un italiano che non rappresenta il governo italiano, ma la propria semplice voce. Se sono un artista, come dice lei, che vive in Israele ad Haifa,
faccio parte della cultura ebraico-israeliana, così come gli arabi che vivono in Israele, ed esprimo la mia voce. Non posso rappresentare un governo e non sono un politico, sono un artista. Sono la stessa cosa come lei ha detto di Paul Celan, che era un poeta umanista, è nato in Romania, scriveva in tedesco, viveva in Francia ed era ebreo. Quindi quale paese rappresenta? Quale governo? Rappresentava semplicemente il suo modo di interpretare la vita. Lo stesso vale per me. Io sono per conto mio, sono un artista individuale, faccio arte e non mi occupo di politica. Questa è la mia scelta e penso che dovremmo anche guardare il mio lavoro e quello di altri artisti con gli stessi occhi con cui lei guarda l'arte e non come rappresentanza di paesi, politica e governi. Questo è il potere della Biennale di Venezia. Mostrare voci diverse di artisti come quelli che ora conosco, provenienti da 99 paesi diversi, che hanno visioni diverse, ma una cosa l'abbiamo tutti in comune: siamo umani e vogliamo la libertà di esprimerci. Ed è anche per questo che mi batto, poter esprimere liberamente le mie visioni nel campo dell'arte e non in quello della politica. Allora io ho detto, sono d'accordo, parliamo d'arte, che dire della sua Rose of Nothingness, la sua opera, la sua installazione? Qual è il filo conduttore? E allora la risposta è, per il leitmotiv cerco di spiegare e mostrare le persone che non possono vedere ma solo sentirci, ed è un'installazione sull'acqua. Uso anche la tecnologia dell'irrigazione a pioggia, che è stata sviluppata in Israele per fare agricoltura nelle zone desertiche, dove l'acqua ha lo stesso valore del petrolio in Medio Oriente, perché senza acqua non si può vivere ed è un simbolo di vita. E ho creato un sistema di irrigazione a pioggia con cui l'acqua cade dall'alto e crea una sorta di fontana simbolica, che è anche legata alla cultura ebraica, alla filosofia, alla Kabbalah. E Rose of Nothing è un concetto preso da una poesia di Paul Celan che si chiama Salmo, e si occupa anche del significato del nulla, perché nella cultura ebraica ciò che è visibile viene dal nulla e ha una dimensione fisica, perché puoi vedere l'acqua, puoi sentirla, persino annusarla, come una relazione con Venezia che è piena di canali, e ha anche un'altra relazione con una dimensione storica, cioè a Venezia è stato stampato per la prima volta nel XVI secolo il Talmud, e il Talmud sono le leggi del popolo ebraico riunite in un libro che normalmente viene studiato da secoli. È la prima volta in cui esso è stato stampato qui per ordine del Papa di allora. Diciamo così, questa installazione gli rende omaggio, e vedo anche la mia installazione come una specie di pagina del libro del Talmud, una pagina senza parole, senza nomi, creata da gocce d'acqua, da tracce d'acqua, che puoi vedere nella pozza d'acqua. È un'installazione molto sensibile, ha una relazione diretta col titolo della mostra principale, Minor Keys, tono minore. È un'installazione che devi sperimentare, devi restare nello spazio per sentire l'acqua, guardare le gocce, vederle cadere nella pozza, vedere il riflesso nello spazio della tua persona. Questa installazione si trova all'Arsenale, in un edificio che ha più di 500 anni. La mia installazione ha una relazione diretta con esso, e in particolare devi sperimentarla con tutti i sensi, anche camminare, guardare, ascoltare, vivere il tempo per meditarvi sopra e condividere questa esperienza con le altre persone che sono intorno. Non è un'installazione da vivere da soli, è un'installazione da vivere insieme alle persone. A questo punto io ho osservato: tutto ciò è meraviglioso, mi lasci dire, sono rimasto davvero affascinato, per chi ci sta seguendo attraverso il canale video lo vede, guardando le foto dell'installazione, perché c'è un netto contrasto tra l'immagine di quest'acqua nera che cade dal soffitto e pensavo, questa mi sembra una foto in bianco e nero. In realtà in fondo alla foto c'è una donna dall'altra parte della piscina di questa installazione, ed è un'immagine a colori, quindi c'è un contrasto tra una specie di sogno in bianco e nero e la realtà della donna che invece è a colori, una cosa che io trovo molto affascinante. Risposta: sì, lei tocca una dimensione importante che è anche il sogno. Quello che voglio dire, ed è quello di cui abbiamo parlato all'inizio, è che voglio sognare per un mondo umano, ed è legato anche a una relazione col pensiero ebraico, cioè il concetto di vivere insieme.
e immagino che anche il pubblico si presenterà qui e percepirà colori diversi in un ambiente in cui il colore nero è molto dominante e normalmente si tratta di vivere questo mondo, dare spazio al sogno. E posso dire, queste gocce hanno anche un'altra dimensione, si possono intendere come delle lacrime, lacrime di felicità oppure di tristezza, e mi riferisco a quello che ho in mente, perché mi riferisco a quanto è successo al 7 ottobre e penso al paese in cui vivo, Israele. Penso che il 7 ottobre abbia cambiato la nostra vita in modo totalmente diverso e voglio condividere questa esperienza col pubblico. E penso che vivendo questo lavoro, questa installazione, possiamo mantenere una sorta di dialogo a livello umanistico. E questo va oltre ciò di cui abbiamo parlato all'inizio, va oltre cioè le categorie politiche, l'esclusione, l'odio per le persone. Questa installazione, il mio sogno, riguarda il concetto di sognare, di unire le persone, ma unirle attraverso il cuore, senza odio. Odiare è facile, dire non voglio parlare con te, non voglio averti qui, non voglio che tu viva vicino a me. E invece no, io voglio vivere con te, voglio guardarti, voglio stare assieme a te attraverso l'esperienza, attraverso i sentimenti e anche attraverso il cuore. A questo punto ci avviciniamo alla fine dell'intervista, perché io dico, quali sono state le reazioni dei visitatori che hanno incontrato questa installazione? Cosa le hanno detto? Dice, finora ci sono stati pochissimi visitatori, all'Arsenale solo poche persone possono vedere l'installazione, ma quelli che ci sono rimasti colpiti e sorpresi. Abbiamo avuto dei vicini di cui sono molto felici, sono quelli del padiglione degli Emirati Arabi Uniti, un paese vicino a Israele, ma sfortunatamente sono tutti impegnati col lavoro. Non abbiamo ancora avuto un dialogo e sono triste per questo, perché i nostri vicini degli Emirati avevano firmato il curatore e l'artista a favore dell'esclusione della mia mostra, e la stessa cosa è successa anche con i turchi, che apprezzo molto e conosco anche l'artista che espone, e hanno firmato chiedendo che non fossimo presenti a questa mostra, ma spero che questa installazione serva a cambiare il loro atteggiamento e porterà le persone più vicine le une alle altre, lo spero davvero. E per realizzare il mio sogno voglio che questa installazione unisca le persone, le faccia avvicinare attraverso esperienza, cuore e sentimenti. A questo punto l'ultima domanda. Nel momento storico in cui viviamo, l'arte è un punto esclamativo o un punto interrogativo? Una risposta o una domanda? È una domanda sulla nostra realtà e spero che l'arte possa dare a noi, alle persone di questo mondo, possano, diciamo, farci ricordare che abbiamo in comune il fatto di essere tutti umani, che vogliamo vivere in pace e comprenderci a vicenda. Penso che l'arte possa mettere in discussione queste cose. Penso che anche il tema della Biennale di quest'anno, Chiavi minori, possa dare una risposta insieme alla mia installazione. Viviamo tempi di guerra, Iran, Stati Uniti, Israele, Ucraina, ma anche Taiwan e Cina. È una situazione economicamente instabile per tutti noi, per cui l'arte può avere davvero un ruolo nell'avvicinare le persone, farci riflettere su come possiamo migliorare questo mondo, e quando dico migliorare anche dal punto di vista umanistico, perché dobbiamo considerare la dimensione d'umanità. In qualche modo, torno all'inizio della nostra intervista, abbiamo parlato di boicottaggio ed esclusione. L'arte invece ha il potere di includere e creare un dialogo, e intendo dialogo tra persone, il pubblico, ma anche a livello più ampio tra paesi, culture che ora sono in opposizione. Posso dire che ora c'è una lotta tra culture, mondo islamico e mondo cristiano, e mondo ebraico, la cultura ebraico-cristiana, ma invece di combatterci a vicenda possiamo trovare un modo per vivere insieme. Questo è ciò che l'arte può fare. Gli artisti sono personaggi e persone molto importanti, cittadini, che possono portare questa dimensione di unire persone e paesi nel dialogo. Io voglio ringraziare Belu Simeon Fainaru, la sua mostra, la sua installazione all'Arsenale, Biennale di Venezia, fino a novembre di quest'anno. Sul sito della Biennale trovate tutti gli appuntamenti e gli orari per poterla visitare. Grazie a voi, ci ritroviamo alle 18:15 con Zoom. Adesso Lega Liguria, linea Fabrizio Graffione. Grazie.